La rivolta dei sindaci, una battaglia civile, composta ma ferma, inflessibile. Questa settimana i primi cittadini sono andati a Roma, una cinquantina dal Veneto, una dozzina dal Vicentino. Insieme hanno firmato una lettera al Premier Draghi in cui spiegano che le leggi disincentivano chiunque dall'indossare la fascia tricolore perché, inchiodati a catene burocratiche tra costi vivi e stipendi bassi, si trovano schiacciati da responsabilità enormi che vanno ben oltre i loro poteri. Come nel caso del sindaco di Quinto Vicentino, che quando una signora è inciampata su questo marciapiede è stato condannato per lesioni personali colpose. Questo non ha senso probabilmente. È impossibile che il sindaco possa prendersi la responsabilità di qualunque piccolo incidente che può capitare. Cerchiamo di discernere fra le varie questioni. Ce ne sono alcune nelle quali la responsabilità ricade sul sindaco, altre nelle quali chiaramente bisogna un po' essere più flessibili e avere un po' di buonsenso. I vicentini giustamente richiamano il buonsenso. Amministrare un paese, e ancor più una città, con fondi limitati e bilanci a fisarmonica, è diventato estremamente difficile. Serve l'appoggio del governo, quindi i sindaci fanno bene a protestare e ad alzare la voce. Parola dei vicentini. Assolutamente sì. Comunque in ogni caso dobbiamo tenere presente che la società è assolutamente slegata da quelle che sono le scelte politiche in generale, per cui qualcuno che alzi la voce ci vuole. Fanno bene a protestare, perché devono prendersi responsabilità che non sono loro. Devono essere tutelati, perché sennò alla fine sono persone come noi. Non è che prendono 20.000 euro al mese per fare i sindaci, dunque per me devono essere tutelati dal governo. Io dico che sostanzialmente hanno anche ragione, perché secondo me quando si tratta di risolvere determinati problemi che riguardano la cittadinanza, se avessero anche l'appoggio del governo forse si sentirebbero anche più in forza e anche più tutelati. Ecco, questa tutela manca. Direi proprio di sì, perché non è che possono essere responsabili di tutto quello che è stato fatto magari anche 60 anni fa, se c'è ancora la legge Rocco che vale, non ho capito se i sindaci devono rispondere di certe cose, è assurdo. Insomma, i vicentini danno ragione da vendere ai sindaci. Hanno responsabilità enormi, sproporzionate ai poteri limitati che gli vengono riconosciuti. Quindi o vengono aumentate le loro facoltà oppure vengono ricalibrate le eventuali imputazioni di responsabilità o ancora c'è una terza via che non è mica da scartare. Se hanno molti impegni che ne mettano 2 di sindaci.